Jessica Cantone, il sindaco di Fiume Veneto, è qui con noi. Inizierei in questi 2 minuti parlando di opere pubbliche. Perché? Perché da domani prendono via i lavori per un campo sintetico, un campo da gioco, immagino. Sì, sì, direttore, ne avevamo accennato proprio qui qualche mese fa e domani finalmente partono i lavori. È la realizzazione del campo sintetico presso il campo sportivo di Fiume Veneto. Un'opera finanziata per 200.000 euro dalla Regione e per 150.000 euro che abbiamo voluto inserire come amministrazione proprio per ultimare le opere. Sarà un campo sintetico che consentirà, sarà omologato per la seconda categoria per quanto riguarda il calcio, ma ci consentirà anche di portare a Fiume Veneto finalmente il rugby e quindi tutto pronto poi per accogliere anche i ragazzini e i bambini che giocheranno a rugby. Non è l'unica opera, la durata dei lavori, speriamo insomma di vedere la conclusione a inizio del 2021. Non è l'unica, dicevo, perché sempre rimanendo in ambito sportivo abbiamo iniziato i lavori della piastra polivalente di Fiume Veneto, è una piastra esterna nell'area del Palazzetto dello Sport. L'abbiamo, per il momento abbiamo proceduto alla demolizione, ora la rifaremo in resina. Questo consentirà non soltanto il gioco della pallacanestro, come già avviene, ma anche di accogliere il pattinaggio a rotelle. Abbiamo un'associazione, il Volo di Bannia, è un'associazione di pattinaggio a rotelle che ha davvero insomma, ottenuto successi importanti negli ultimi anni, è cresciuta davvero in poco tempo ed è giusto dare lo spazio alle ragazze per potersi allenare e gareggiare. L'ultima riguarda invece il campo da calcio di Bannia. Qui abbiamo approvato il progetto definitivo, ora siamo pronti per andare in appalto. Qui si tratta della messa a norma delle tribune, altro intervento importantissimo, prevedendo anche gli spazi per le persone diversamente abili, la ristrutturazione degli spogliatoi e per gli arbitri e per i giocatori e anche una sistemazione di altri spazi. Senta, per chiudere parliamo anche di Avis, Sì. perché anche qua avete festeggiato, no? Sì, prendo spunto anche, ho visto l'assemblea regionale, sì, poche settimane fa abbiamo celebrato il 60° di Avis. Se pensiamo appunto che Avis ha 90 anni, diciamo che la sezione, il gruppo di Fiume Veneto è un gruppo importante e abbiamo voluto insomma, ricordare questo momento, così segnare questo momento anche con l'intitolazione di una piazza. Abbiamo intitolato l'area antistante la scuola secondaria di Fiume Veneto proprio ai donatori Avis e sabato plasmoteca nell'area adiacente al municipio, sabato mattina. Jessica, grazie. Jessica Grazie Cantone, a voi. il sindaco di Fiume Veneto.